TG Plus News edizione di Treviso, buonasera. In apertura del nostro notiziario la cronaca. Vigili del fuoco al lavoro dal primo pomeriggio di oggi, lunedì 16 giugno, per il maltempo che sta interessando le province del Veneto, in particolare Verona, Vicenza, Padova e Belluno. Più di 60 gli interventi effettuati dalle squadre per alberi pericolanti, danni d'acqua e prosciugamenti, 40 le chiamate in coda alle sale operative dei vigili del fuoco. A San Bonifacio nel Veronese la linea ferroviaria da Milano a Venezia, al momento interrotta per la caduta di un guardrail sui cavi elettrici. Prosegue nel Bellunese il lavoro dei vigili del fuoco con ruspe ed escavatori giunte in rinforzo anche dal comando di Verona per rimuovere il fango e i detriti che hanno invaso le abitazioni a Borca di Cadore. Attivo sul posto l'unità di comando locale con esperti in topografia applicata al soccorso coordinati da un funzionario del comando di Belluno per supportare il sindaco e le autorità locali nelle attività di protezione civile. Il meteo regionale, restiamo in tema, informa che nel pomeriggio sera di oggi, lunedì 16 giugno, una nuova fase di instabilità interesserà la nostra regione, con probabili rovesci temporali sparsi ad iniziare dalle zone montane in successiva estensione alla pianura. Saranno possibili fenomeni anche di forte intensità, forti rovesci, forti raffiche di vento e grandinate. In considerazione di queste previsioni meteo, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile del Veneto ha emesso un avviso di criticità idrogeologica gialla, fase di attenzione, per temporali su tutto il territorio regionale, valido fino alla mezzanotte di martedì 17 giugno. Passiamo alla cronaca. Sono stati eseguiti diversi controlli su tutto il territorio provinciale da parte dei carabinieri del NIL, Nucleo Ispettorato del Lavoro di Treviso, con la collaborazione dell'Arma Territoriale, volti a verificare la regolare occupazione dei lavoratori e il rispetto della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Nel corso degli accertamenti ispettivi sono stati individuati 3 lavoratori impiegati in nero e sospese complessivamente 5 aziende. I molteplici controlli hanno permesso di riscontrare la presenza di numerose violazioni e di individuare complessivamente 13 aziende inadempienti. Nel complesso i controlli effettuati hanno permesso, come detto, di riscontrare numerose violazioni a seguito alle quali sono state irrogate sanzioni per 150.000 euro. Cambiamo argomento. Chiesa di San Nicolò di Treviso gremita di oltre 1000 persone ieri mattina, domenica 15 giugno, per assistere alla Santa Messa celebrata dal Vescovo di Treviso, Monsignor Michele Tomasi, e 250 famiglie presenti al pranzo al sacco comunitario nel chiostro del Seminario Vescovile per Famiglie in Festa. Una giornata di festa e condivisione organizzata dal Centro della Famiglia di Treviso per celebrare i 50 anni dalla sua fondazione, insieme a tutte le famiglie della diocesi di Treviso. La giornata, organizzata in collaborazione con l'Ufficio diocesano di pastorale familiare, ha previsto prima la celebrazione della messa nel Tempio di San Nicolò e poi un pranzo condiviso, con attività, giochi e intrattenimento per i più piccoli. Si chiude qui il nostro notiziario. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.